Buon pomeriggio amici! Sono io il vostro Marvin che vi parla! Vi ho portato in un luogo molto interessante, di culto, di degrado e di abbandono. Sono in compagnia del mio amico Renato. Stiamo lavorando per Teletrash. Guarda Renato! Fiat 643 in completo stato di abbandono e degrado da anni. È uno spettacolo della natura, guardiamo, godiamocelo in diretta. Guardate, abbandonato nella vegetazione un impianto che è stato chiuso da tantissimi anni. Guarda Renato, un 643 fantastico. Fantastico, da documentare. Qua ero venuto quest'estate col mio amico Filippo. Me l'aveva fatto vedere, ma una pioggia battente e fitta mi ha impedito di fare il filmato. E allora sono venuto con te Renato, guardiamo. Vieni, vieni, dai. Documenta, guarda. Parla! Bellissimo, bellissimo! Guarda che dettagli! Spaventoso, mostruoso! Non Fiat 643! Lo richiamo agli amici dei camion! L'amico Giorgio Ghezzi, guarda cosa ti ho trovato! Fiat 643! Voglio ricordare in questo filmato anche l'amico Vittorio Sandrini! Guarda Vittorio! Un Fiat 643 in completo stato di degrado abbandono! Bellissimo questo Fiat, bellissimo, stupendo. Sto respirando a pieni polmoni. Ancora una volta profumo di ruggine, è ruggine e purtroppo c'è anche da dire che questo camion prima o poi finirà sotto una pressa. I verdi arriveranno anche qua, ci porteranno via questo pezzo storico. È un peccato, va benissimo anche qua abbandonato nella natura. Senti che profumo, stiamo per entrare all'interno. L'interno, guardate! Fantastico che esce. Guardate! Il profumo della natura, la natura che attenzione, guardate, devastazione! Devastazione totale! Da anni abbandonato questo Fiat 643, un peccato! Me lo porterei a casa nel mio giardino, purtroppo non ci sta! Tra l'altro arriverebbero anche i vigili o i verdi, ti fanno portare via tutto perché dicono che è inquinamento, distrugge tutto. Ma l'inquinamento sta al governo, non è la ruggine! Marvin, sulla ruota Marvin! Andiamo a documentare, guardate amici! Spazio molto ristretto, un po' difficile a camminare. Lo dedico anche all'amico Filippo che me l'aveva segnalato. Guarda Filippo! Fantastico! Guarda, sono appoggiato sulla rete! Guarda Renato, guarda la ruota, guarda che dettaglio! Tutto il terreno qua è fantastico! Guarda che spettacolo, ragazzi, è dettaglio questo, dettaglio! Non ho emozioni, è un'emozione incredibile, incredibile! Guardate, qualcuno mi aveva criticato che non trovavo più niente nella natura, perché nelle carrozzerie non va più bene, dobbiamo solo filmare l'abbandono nella natura. Guardate, amici, ancora una volta c'è! Questo pezzo l'ho trovato, grazie alle segnalazioni di Filippo. Ho bisogno di segnalazioni per trovare pezzi nella natura, Non è che li troviamo sempre in carrozzerie questi pezzi, Miracolo! È un ritrovamento spaventoso! Attenzione! Il fil di ferro, c'è fil di ferro! Attenzione, mi sono impegnato anche nel filo di ferro! Vai tranquillo, è il Marvin che deve andare avanti, lo stesso! Guardate amici, guardate! È spettacolo, ancora una volta, è spettacolare! L'abbandono c'è, il degrado c'è, Teletrash sta andando bene allora. Direi che è un emittente che funziona! I fiori, cresce la natura, cresce la natura. Si è presa cura di questo primavera, questa è la vera primavera, questa è la vera natura. Guardate, è spettacolo! Il segno dell'uomo nella natura. Guardate! Adesso facciamo vedere un ultimo frammento qua di immagine, posizione anche abbastanza difficile da filmare. Guarda Renato, 6,43, ci piange il cuore. Non ho parole, è un'emozione incredibile. Qualcuno poteva salvarlo, e invece è qua. Il tempo lo mangerà, la neve. Poggiato all'albero, esatto. È qua che se la dorme. Ragazzi, amici, guardate le ultime immagini di questo fantastico Fiat 643. Grande Marvin 345, grande! Adesso non esageriamo, abbiamo bisogno di segnalazioni per fare questi filmati, Tutto in diretta! Io ci ho messo la buona idea Renato, però ci vogliono segnalazioni. Renato, chiudiamo ancora. Grande Marvin! E bravo Renato, insomma, sei venuto con me qua. La caccia è stata buona. Aspetta mo' che c'è anche questo pezzettino da documentare, vediamo! Guarda! Vedi che qua ci si può arrivare Renato, guarda! Tutto in stato di degrado e abbandono, ragazzi! È spettacolo! Guardate! La natura!
Qua è il vero Marvin che si sfoga. Guardate. Vai Renato che siamo ai saluti finali qua. Grazie a tutti, è un'emozione incredibile. Dobbiamo concludere. Non posso descrivere. Renato, è impazzito Renato, deliria quando vede queste cose qua. Guardate ancora una volta. Io ve l'ho fatto vedere questo Fiat 643, l'impegno ce l'ho messo ragazzi. Un saluto a tutti gli amici di Auto Abbandonate e a tutti gli amici appassionati di camion. Cari amici, è stato un piacere documentare per voi, parlo poco perché qua devo fare slalom tra rovi, fil di ferro e vegetazione varia. Però ragazzi, ancora una volta, il documento è ottimo. Ciao a tutti e a presto! Ciao!